cos'è un pozzo? O qualche entrata tipo come quello che c'è in via San Benedetto? Quella entrata per entrare dentro la condotta. Incredibile. Devo subito andarci. Let's go! Oggi è 1° febbraio, il mese del carnevale, ogni scherzo vale. Guardate, siamo arrivati in questa nuova vegetazione. Qui siamo nella zona di Via Turati, infatti è Via Turati questa. E abbiamo trovato un'altra segnalazione. Ma che segnalazione? Qui non c'è nessuna segnalazione, dobbiamo scoprire se c'è qualche segnalazione, quello sì, ma dobbiamo esplorare che cosa c'è di misterioso qui. Tipo ad esempio lì c'è quella specie di condotta, specie di pozzo, condotta, andiamo subito a vederla perché sono molto curioso e quindi magari ci scopriamo qualche mistero lì. Chissà che cosa potremmo trovare lì, cosa potremmo trovare. Qui l'erba, guardate qui quanto è alta. Ma qui c'è una specie di dove passa l'acqua che filtra fino a quelle canne là. Proviamo a scendere, vediamo poco a poco. Ok, vediamo poco a poco che cosa c'è qui. Ecco qua, vedete? Sì, vedete? E qui ci sarebbe lo stagno di Molentargius, che lì Molentargius sarebbe da quella parte là. E qui c'è la condotta. Sì, è una cosa dell'acqua, vedete? Dimenticati di chiuderla, perché sennò la gente qui potrebbe venire, potrebbe, non so. Da dove sono passato? Ah, sono passato da qui. Adesso noi entriamo lì, in quel cancello là, che sarebbe di via della musica. Andiamo subito a vedere se è aperto. Andiamo subito, vai.
Leschio. C'ho questo giubbotto qua. Ho portato male. Oggi fa caldo, fa mi sembra 15 gradi o 17. C'è caldo oggi. La natura in città. Vedete, questo è il cartello di Molentargius. C'è scritto ingresso entrare via Molentargius. Orario 01 marzo 15 ottobre dalle 6:30, 6:30 alle 21. Visto chiude fino a tardi il parco sulla natura. E per far capire che d'estate il parco è sempre aperto perché fa giorno fino alle 9 e quindi noi entriamo qui dentro in mezzo in questa vegetazione e che sono ingombrante con questo giubbotto che ho fatto male oggi a portarlo, e quindi andiamo subito a vedere che cosa possiamo trovare di bello. Non so, proviamo a entrare, non so, qui dentro proviamo a entrare. Sì, guarda che disastro, però passare un po' solo. Allora, vedete? No, poverino, qui c'è, ragazzi, qui c'è una segnalazione. Abbiamo trovato un gatto morto, stecchito. Qualcuno l'abbia buttato qui, il gatto morto. Non ci posso credere, poverino, povero gatto, un gatto bianco, guardate con la mosca che gli stia attorno. No, povera creatura. Ma perché l'ho buttato là? Ragazzi, c'è una cosa molto importante, non si deve mai buttare i cadaveri di animali qui nella terra, perché il corpo di un animale e anche di un essere umano inquina, perché siamo fatti di polvere e polvere diventeremo dopo la morte. Guardate, poverino. Vedete, il cancello qui è aperto, andiamo a darci un'occhiata. Questa vegetazione. Non ci posso credere. Lì è di proprietà privata. E qui cosa c'è? In mezzo in questa vegetazione non si può passare là, non si può passare, vediamo un po' più avanti che cosa potremo trovare. Però qui c'è lattuga, foglie di lattuga, queste cose per coltivare. Forse qualcuno l'abbia abbandonato questo campo e quindi l'hanno tutto rovinato, a meno che potrei fare così. Ok, poco. Vedete, hanno messo le ferriate per non far passare oltre questa distanza, perché lì c'è il parco protetto sulla natura, Quartus Sant'Elena. Bene, allora andiamo avanti e vediamo che cosa potremo trovare, vediamo se troviamo altre segnalazioni. Vai, andiamo subito, let's go. Guarda, lì c'è una casa distrutta con gli anni. Non ci posso credere. Charlie, prova a allungarti. Per far vedere a tutti quanti com'è questa casa. Vai di più, allungati di più. Vai, perfetto. Guardate. Non ci posso credere. L'hanno tappato, l'hanno chiuso con questa ferriata. Infatti qui non c'è neanche il divieto, soltanto lasciare libero il passaggio.
è peccato. Se per caso lo avessero lasciato aperto, si è entrato a visitare, ma è tutto inferriato con i ferri. Vedete? C'è il lucchetto, c'è. Quindi guardate, è fantastico. C'era una signora che mi ha chiesto che qui è molto pericoloso, mi hanno detto, e che non ci sono riusciti a strutturarla questa casa, e quindi dice che qui, guarda, di mistero non c'è proprio un bel niente. Beh, però dai, per essere una casa misteriosa, per far capire come mai questa casa è stata è finta così. Che mistero, per me è un mistero, ragazzi. Allora siamo entrati. Guardate com'è fatto. Incredibile, è una casa che non hanno strutturato, tutta abbandonata così, non ci posso credere. Guardate qui, che mascello. Guardate qui l'albero, come è diventato. Che vecchio. Vecchissimo. Vedete, qui hanno messo le ferriate e diciamo che hanno fatto molto bene però a metterle, perché questa zona potrebbe essere anche proprietà privata. Sì, questa è proprietà privata, perché vedete qui è già curata un po' meglio il campo. Che bello, io amo la natura, ragazzi, lo amo tanto. Mi piace passeggiare in mezzo ai campi e a vedere che cosa potremo trovare. Guardate che schifezze c'è. Guardate questo albero, che grande. Beh, usciamo da qui, che quelli insomma i cespugli diventano già molto alti. Andiamo avanti, che abbiamo trovato questo cartello. Quanto è grande Molentargius, guardate quanto è grande. Vedete, qui c'è scritto tutti indizi, c'è scritto, vedete, c'è anche escursioni in battello, area giochi, maneggi, circolo kayak, teatro, sì, teatro è molto più avanti, teatro delle Saline, campi sportivi, e qui sono tanti i tipi di animali che ci sono qui a Molentargi: laridi, limicoli, anattidi, ardeidi, rallidi, fenicottero, pollo sultano, falco di palude, laciditi, colubro, ferro di cavallo, testuggine palustre europea, nono, linaiolo sardo corso. E qui ci sono 3 cose, ci sono scritte. Adesso noi possiamo entrare qui dentro. Via Molentargius, eccolo qua. Via Molentargius, andiamo qui dentro, nella via di Molentargius. Che bel campo, che bel campo, si vede anche da qui in lontananza, anche Cagliari si vede. Guardate com'è bella Cagliari, fatta di collina. Vedete, con i nostri grattacieli. E qui finisce a Quarto, ragazzi, tra confine tra Molentargio e Quarto. Qui è pieno di posti misteriosi, ragazzi,
Una signora mi aveva detto che non c'è niente di misterioso. Non ci mancherebbe. Voi pensate i misteri solamente alle cose veramente storiche sulla Sardegna. Ma fidate che qui c'è anche qualcosa di misterioso, che non sappiamo come sia diventato quella struttura, la casa o qualunque cosa. Chissà se sarà stato qualcosa che noi non abbiamo visto perché eravamo a dormire, invece di notte è successo qualcosa di molto veramente di misterioso. Tipo ad esempio, guarda, non voglio dire una scemenza, ma guarda, me lo tengo per me perché tanto alla gente come al solito non importa niente. Tipo ad esempio, guardate come mai questa casa ha questo muro molto particolare. Come mai? Lo scopriremo appena se vediamo qualche indizio. Guardate che bello. Tutti i mattoni molto vecchi qui sono mattoni molto vecchi. Ecco, questo campo è privato, vedete? Il padrone c'ha il cavallo. Che bellino. Mi sta guardando il cavallo. Che bella creatura, eh? Che bello. Tra poco entriamo qui dentro, ragazzi, e poi dopo facciamo le ultime riprese. Guardate qui. Anche qui ci sono delle strutture che non hanno finito di lavorare. Quasi quasi saranno anche abbandonate. Però è tutto vuoto dentro. Anche lì c'è qualcosa. Però non si può entrare perché dietro c'è il padrone. Se mi vede mi potrebbe segnalare. Perché saprà che quando è di proprietà privata la gente si può lamentare che non potrà mai sapere chi potrà essere quella persona. Siamo di nuovo entrati dentro il parco di Molentargius. Cosa potremo trovare? Oh no, che schifo! C'è fango! Purtroppo ragazzi oggi non mi hanno chiamato per fare esplorazione, però se mi chiamano tanto ci andrò. Lì c'è una condotta, aspetta, una piccola condotta qui c'è. Aspetta poco, non ci posso credere. Poi su la condotta. Sì, la condotta dello stagno. Però è tappato. È tappato, guardate. L'hanno tappato e qui si vedrà un pezzettino lì, guarda. Vedi? Comunque guardate che bello ragazzi, Molentargius. Sì, l'hanno tappato con delle ferriate, vedi? Se uno passa là, il padrone gli può dirgli cosa, e pazienza, non si può andare a visitare. Come rispetto, capito? Come rispetto. Tanto quelli che vanno a esplorare senza aver rispetto siete solamente voi. Io ho rispetto, io controllo se si può visitare o no. Io controllo.
Vedete, qualcuno ha cercato di sfondare la ferriata per entrare. Che zozzi, guarda, non hanno rispetto, non hanno. Io, guarda, se veramente dovrei entrare chiederei il permesso. Andiamo poco a poco. Comunque andiamo avanti. Ho cambiato la telecamera, ragazzi. Stava finendo il rullino, mancava 3 minuti e quindi faccio prima che utilizzo questa, la mia seconda. Allora, vediamo poco a poco che cosa potremo trovare qui in mezzo qua. È bello passare in questo campo. Potrei passare dall'altra parte, che tanto non c'è niente di particolare qui. E quindi andiamo a vedere che cosa c'è là. Ok, parlo subito. La prateria! Che bella la prateria di Molentargius! Che bella che è! Ma è bellissima! Qui, ragazzi, sarà tutto fiorito. Ma magari possiamo avvicinarci lì dove c'è i fiori. Che bella la prateria. E poi che cosa c'è su questa specie di piattaforma sopra con i fichi d'India? Guarda che bello che è questa piattaforma. Cosa c'è? È proprio una piattaforma adatta per i fichi d'India. Che bello! Grazie Dio, grazie Madre Terra, grazie a tutti gli angeli che mi stanno proteggendo, che mi stanno aiutando ad andare avanti per il mio canale, anche se ci sono in giro, guardando i miei video, le persone persone invidiose su Andrew Pepper. Grazie Dio, grazie. Purtroppo la gente pensa a se stesso qui in Sardegna, non pensa. Aiutiamo ad Andrew Pepe a dare importanza sul suo canale. La gente non lo fa. Infatti mia cugina mi ha sempre detto: Andre, un consiglio, non devi mai contare sulle persone, mai, tu continua, arriva fino in fondo, che sei un bravo ragazzo, che te la cavi e sei anche molto bravo a fare video. Però ragazzi, è difficile arrivare a 1000 iscritti se le persone non hanno stima di me, e la gente se non si iscrive è fatta. Devo sperare di trovare delle persone che veramente hanno stima di me e che si iscrivano. Infatti voglio ringraziare i nuovi benvenuti che si sono iscritti nel mio canale, che adesso sono arrivato a 417. Queste 3 persone li voglio dargli benvenuti. Seguitemi, mettete dei bellissimi like e qualunque cosa, se volete vedere, se volete che io visiti, fatemelo sapere. Se volete partecipare, fatemi sapere, invitatemi, così io vengo, mi faccio far accompagnare da qualcuno, da mio padre, se non è troppo lontano. E quindi io, ragazzi, vi aspetto.
Perché tanto, guarda ragazzi, io ho fatto tutto quello che potevo. Ho scritto nella pagina del gruppo, ho scritto: ragazzi, ho bisogno di 600 like, 600 iscrizioni. La gente non l'ha fatto, non ha pensato che per me è molto importante, perché la gente non le frega niente di Andrew Pepper, non le frega niente, nessun bel niente non le frega. Perché a me mi sono arrivati delle cose molto belle, che ho conosciuto degli youtuber fantastici, e che loro in verità mai non rispondono sui commenti sotto le iscrizioni, e questi mi hanno risposto. Significa, infatti me l'hanno spiegato, se la persona è un youtubers e ha molti follower, loro capiscono che quella persona è importante, e chi ha tipo 30 follower non sono all'altezza di essere un youtuber a livello professionale. Vuol dire che sta crescendo, che deve crescere fino a arrivare fino a superare i 100 iscrizioni. Invece 100 iscrizioni non bastano, deve arrivare molto di più. A 400 ok, comincia già a essere già a livello che ci siamo quasi. E invece io voglio arrivare il doppio, voglio arrivare a più presto, entro nel 2020 a 1000 iscritti, ragazzi, a 1000, così potrò guadagnare, ragazzi. E invece io ho scritto entro la primavera voglio arrivare a 600, perché 600 è un buon iscrizione, ragazzi, è un buon iscrizione. E quindi ragazzi, fate come volete, non so che cosa dirvi, ho fatto tutto quello che potevo. Siete invidiosi? Resterete invidiosi. Mi amate? Sono felicissimo. Però io continuo sempre, vado sempre, e se voi vi incazzate, a me non sbatto un cazzo. Io continuo avanti, guardate che meraviglia, grazie Dio, grazie di questa meraviglia, grazie, che questo non è niente. Pensa in primavera, sarà tutto giallo qui, tutto giallo, la primavera che si scatena. E quindi guarda, faccio un'altra piccola ripresa e finisco qui la produzione. Nel frattempo iscrivetevi nel mio canale per quelli che mi amano, mettete dei bellissimo like se questo video vi sia piaciuto, e io faccio l'ultima ripresa. Vai, let's go! Ok, guardate qua, qui c'è un'altra condotta. Ah, vedi, vi passa sotto questo tubo gigante che filtra qui. Qui c'è anche la valvola gigante, la manopola. Ecco qua, questo è il parchetto, quello che avevo visto prima, che c'era il cancello chiuso, e sono passati dall'altra parte. Vedete? Vediamo che cosa potremo trovare qui attorno in questo parchetto. Chi vuole venire a trovarmi, chi è di Milano, Roma, poi qualunque città, vi faccio vedere la Sardegna, la bellezza della Sardegna. Perché secondo me, lo so, è bello vedere tramite il video che fa Andrew Pepper, però è bello anche a sentire l'odore. Qui l'odore è diverso dalle città grandi che io ho visitato da quando ero più piccolo.
Qui in Sardegna c'è l'aria è molto pura, perché abbiamo il mare a due passi, abbiamo le montagne e qui in Sardegna la chiamano l'isola antica sulla natura. Che bello. Io ragazzi, no cavolo, stavo zoomando, ci posso credere, sicuramente mi avete visto in grande. Io ragazzi, guarda, tutti mi dicono: Andrea, perché non parti a Milano, a Roma, nelle città grandi, che qui in Sardegna non c'è niente. Lo so, qui non c'è niente, ma io ragazzi voglio stare qui in Sardegna. Io amo la Sardegna. La Sardegna è la mia famiglia. Qui c'è la natura che mi ama. Lo so Andrew, ma ti amerà anche la natura che c'è in Italia. Lo so che mi ama la natura, ma io amo questa natura. Non so perché ragazzi, ma io sto sentendo che un giorno la Sardegna diventerà qualcosa di molto più importante. La cosa è che noi sardi dobbiamo evolverci, dobbiamo costruire tantissimi alberghi dove i turisti possono venire a visitare la Sardegna come museo. La Sardegna è piena di musei ragazzi. Adesso io ragazzi, preparatevi, e questo ve lo assicuro 100%. Purtroppo le mie esplorazioni mancherò tanto ragazzi, perché dovrò fare un corso di lavoro, un corso dove mi insegnano a lavorare come archeologico, dove lavoro sui musei ragazzi. Lì mi insegnano anche l'inglese gratuito e farò questo corso di lavoro, dove mi prenderò un attestato dove potrò lavorare nei musei sulla Sardegna. E qui Andrew Pepe lo vedrete nei musei ragazzi, se va tutto bene. Potrei lavorare, non so, a Barumini, ad Alghero, potrei lavorare anche a Cagliari, nei musei archeologici. Dappertutto ragazzi, perché Sardegna è pieno di musei, e qui io mi sto dedicando per il mio futuro sui musei, e chissà come andrà a finire all'uscita ragazzi. Allora ragazzi, spero. Chi c'è? C'è per queste moto, adesso si metterà a camminare anche nel parco di Molental, giusto? Che cos'è questo posto? Che cos'è? Che cos'è? Oh yeah. C'è anche un pozzo di Samara qui c'è. Che cos'è questa struttura? Io questa struttura l'avevo già vista da qualche parte. Qui mi sembra che ci mettono tutti i fiori, tutte le. Ah, ecco, vedi? È un posto dove ci mettono i cavalli e le piante tipo quella che c'è a Cagliari, l'orto botanico. Un giorno vi porterò all'orto botanico ragazzi, però è a pagamento lì. Devo cercare che qualcuno venga assieme con me, così spendo non so quanti soldi e visiterò l'orto botanico, che lì c'è anche una grotta. Ok, allora io ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima produzione ragazzi. Ok, ecco ve l'uscita, è da quella parte. Quindi allora io vi saluto, mettete bellissimo like ragazzi, iscrivetevi, Andrew Pepe, aspettatori di Vista di Sardegna. Ci vediamo alla prossima produzione. Sono già stanco. Ok,
tutto ragazzi, io vi saluto, ci vediamo alla prossima produzione, ciao ragazzi, buon pranzo a tutti, ciao,